L'ingiustizia è la radice perversa della povertà, lo ha affermato Francesco nella giornata mondiale dei poveri. All'Angelus il monito: all'incontro con Dio porteremo solo quello che abbiamo donato. In diocesi le parrocchie hanno organizzato un momento di fraternità con i più bisognosi, un'occasione per stringere legami e relazioni e per conoscere le storie di chi vive situazioni di difficoltà. Avviare una comunità di sostegno per 15 ragazzi di Rapallo in difficoltà con l'inserimento scolastico o lavorativo. Al progetto stanno lavorando Comune e Padri Somaschi. Per partire serve un locale. Il Tigullio dopo la crisi, segnali di ripartenza per imprese e per la natalità. Dall'analisi dei dati socio-economici realizzati dalla CGIL, turismo, servizi e manifatturiero, i comparti su cui puntare. Per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia domani si terrà una colletta nazionale di prodotti per bambini. Nel Tigullio hanno aderito alcune farmacie. I medicinali saranno devoluti all'Istituto per il Baliatico di Chiavari. Quinta vittoria consecutiva per la Virtus Entella Chiavari nel campionato di Lega Pro. Prima subisce il gol dall'Alessandria, poi ribalta la partita vincendo 3-1. Mercoledì al Comunale arriva l'Olbia. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, e benvenuti nei nostri studi. In occasione della seconda giornata mondiale dei poveri, il Pontefice ha presieduto la Santa Messa nella Basilica Vaticana, sottolineando come l'ingiustizia sia la radice di ogni povertà. L'Angelus, commentando il brano del Vangelo, ha evidenziato quanto i beni materiali, le ricchezze, la furbizia siano inutili nel giorno in cui andremo incontro al Signore. Al termine della preghiera mariana, il Santo Padre ha pranzato in aula Paolo VI con 1500 persone bisognose. Il servizio lo vediamo insieme. Il grido dei poveri diventa ogni giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato, sovrastato dal frastuono di pochi ricchi. Con queste parole Papa Francesco si è rivolto ai fedeli durante la messa celebrata nella giornata mondiale dei poveri. Il Papa ha ricordato che l'ingiustizia è la radice perversa della povertà e che dinanzi alla dignità umana calpestata il cristiano non può rimanere indifferente, ma deve lasciare i porti sicuri, gli ormeggi dell'autoreferenzialità per andare incontro a Dio, al prossimo, i veri tesori della vita. Il grido dei poveri è il grido strozzato di bambini che non possono venire alla luce, di piccoli che patiscono la fame, di ragazzi abituati al fragore delle bombe anziché agli allegri schiamazzi dei giochi. Il grido di anziani scartati e lasciati soli. È il grido di chi si trova ad affrontare le tempeste della vita senza una presenza amica. È il grido di chi deve fuggire, lasciando la casa e la terra senza la certezza di un approdo. È il grido di intere popolazioni, private pure delle ingenti risorse naturali di cui dispongono. All'Angelus Francesco ha ricordato che l'esistenza personale e dell'umanità ha un fine da raggiungere, l'incontro definitivo con Gesù. Per questo il Papa ha esortato a prestare attenzione a quanto abbiamo realizzato in questa vita, credendo alla sua parola. Con noi porteremo solo quello che abbiamo donato. Furbizia e denaro non serviranno quel giorno. Con noi soltanto porteremo quello che abbiamo donato, quello che abbiamo dato. In occasione della giornata mondiale dei poveri, dopo la messa e l'Angelus, il Papa ha pranzato con circa 1500 bisognosi in aula Paolo VI. Dio benedica ognuno di noi, benedica i nostri cuori, benedica le nostre intenzioni e ci aiuti ad andare avanti. Amen. Amen. E buon pranzo. In occasione della seconda giornata mondiale dei poveri, alcune iniziative semplici sono state organizzate nella diocesi di Chiavari. Vediamo.
Un piccolo segno in un mare di bisogno. I parrocchiani della zona pastorale di San Salvatore hanno desiderato un pranzo con chi ha meno in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri. Ne è nato un gesto semplice e familiare in collaborazione con il Comune e con l'Accademia della Ciappa e grazie all'opera di tanti volontari che si è svolto al villaggio del ragazzo. Il vento ha imposto di abbandonare l'idea iniziale di un pranzo in piazza. In questa occasione sono stati raccolti anche generi alimentari a lunga conservazione. Oramai da tanti anni c'è un banco alimentare che tutti i venerdì dalle 2:30 di pomeriggio in avanti distribuisce alle persone che ne fanno richiesta un sacchetto con dei viveri. Sono tra le 100 e le 120 famiglie, persone che chiedono un aiuto. Noi condividiamo molto volentieri con la parrocchia e anche con il sostegno del Comune, vogliamo essere di gratificazione un attimino, se si può, se siamo capaci. Oggi più che mai cerchiamo di dare un raggio di sole anche noi a questa bellissima giornata che ringraziamo il Papa che l'ha indetta. A Santa Margherita un'iniziativa analoga è stata organizzata per il secondo anno dalle parrocchie cittadine nei locali di casa Monsignor Solimano. Questa idea è nata l'anno scorso per la prima giornata del povero alla quale ci ha invitato il Papa ed è stata un'esperienza bella. L'anno scorso abbiamo pensato di ripeterla, anzi cercando di allargarla il più possibile anche ai volontari che fanno i diversi servizi nella città. Secondo me la cosa fondamentale è la relazione con le persone, cosa che si riesce a fare creando alcuni momenti particolari. Il pranzo è l'occasione migliore per stringere rapporti ed entrare in relazione. Vengo da Genova e sono contento di questa bella giornata. Durante la settimana faccio un lavoretto cercando di passare un pochettino le ore, cerco di darmi da fare. Non c'è lavoro, mi trovo in difficoltà, è un problema. E cosa devi fare? Troppo è la vita, a chi troppo, a chi niente. Ognuno deve conoscere che anche Gesù è nato nella povertà e il Re è nato nella povertà. Una risposta concreta ai bisogni di tante famiglie in difficoltà viene data quotidianamente dal Banco Alimentare della Liguria, che sostiene centinaia di associazioni che si occupano di persone in condizioni di necessità. Siamo stati al magazzino di Genova Bolzaneto, abbiamo documentato una grande rete di solidarietà e di volontariato e questa settimana è molto importante inoltre perché è in corso la preparazione alla colletta alimentare nazionale di sabato 24 novembre. Immagini e interviste questa sera nella trasmissione Direttamente su una rete per i più poveri. Appuntamento alle 21:10 su Telepace 1, al canale 15 del vostro telecomando. Gabriella Andraghetti, presidente del Banco Alimentare della Liguria, ci guiderà in questo mondo forse poco conosciuto che da una parte è lotta allo spreco, dall'altra invece è sostegno per il prossimo. Non perdete quindi l'appuntamento di questa sera. Restiamo in ambito sociale. Rapallo vuol dare una risposta ai tanti ragazzi in difficoltà con lo studio nella ricerca di un lavoro. L'idea di avviare una comunità di formazione insieme ai padri somaschi. Vediamo. Dare un sostegno ai ragazzi in difficoltà di Rapallo è l'obiettivo sul quale stanno lavorando in questo periodo Padri Somaschi e Comune. Ad oggi l'Istituto Emiliani ospita 15 giovani provenienti da Genova e dalla Toscana. Ospitati nella struttura seguono un progetto di inserimento scolastico e per alcuni di età superiore ai 18 anni di avviamento al lavoro, ad esempio nei campi dell'agricoltura e del turismo. Ora, sollecitati dall'amministrazione comunale, i padri stanno cercando di ampliare il numero dei ragazzi per dare una risposta a chi vive a Rapallo. Che hanno una necessità molto forte di essere aiutati, sostenuti e soprattutto guidati da educatori, da professionisti. Perché adesso c'è già un punto di riferimento, ma per quanti ragazzi? Per una comunità di minori già esiste, che ha la presenza una quindicina, 15 ragazzi e che quindi già dà una risposta, però non è sufficiente. Che necessità ci sono allora per portare avanti questa idea? Abbiamo necessità soprattutto di giovani motivati,
di persone che siano capaci di non solo fare delle cose ma avere uno spirito dentro, ed è quello che noi cerchiamo di realizzare come credenti, come cristiani, come religiosi, che cerchiamo di portare avanti con molta fatica, con i tempi che corrono e con le difficoltà sociali, politiche che oggi si incontrano. Facciamo un appello allora ai rapallesi, perché voi per portare avanti questa idea avete bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di una struttura abbastanza grande, logicamente non da acquistare ma da affittare, per poter ospitare questa comunità. L'idea è di passare da 15 a? Di passare da 15 a raddoppiare. È iniziato oggi l'intervento di sistemazione della piazzetta di Portofino dissestata a causa dell'esondazione del sottostante Rio Fondaco e già messa in sicurezza. Ieri sono sbarcati in piazza Martiri dell'Olivetta i primi mezzi meccanici, prendono il via oggi anche i lavori per il ripristino parziale della provinciale 227. Grande la soddisfazione da parte del sindaco di Portofino Matteo Viacava. Siamo molto contenti e soddisfatti, sottolinea il primo cittadino impegnato ora dopo ora ormai da settimane nell'emergenza. C'è stata grande sinergia con la Regione Liguria, la città metropolitana, il comune di Santa Margherita. Desidero ringraziare l'assessore Giacomo Giampedrone e Franco Senarega. Abbiamo messo in piedi un grande lavoro di squadra. Queste le parole del primo cittadino portofinese. Il senatore Francesco Bruzzone, vicepresidente della Commissione Territorio e Ambiente, ha effettuato un sopralluogo a Zoagli per visionare i danni causati dall'ultima violenta mareggiata che ha colpito e devastato la passeggiata a mare. Per il sindaco Franco Rocca si è trattato di un forte impegno da parte del governo per lo stanziamento di contributi economici per risistemare la zona a mare della cittadina. Sono stati effettuati rilievi e fotografie aeree che hanno reso evidente il danno subito dal paese. Con una interrogazione alla Giunta regionale, il consigliere Claudio Muzio chiede al presidente Toti di attivarsi con urgenza nei confronti del governo centrale perché vengano al più presto adottati provvedimenti per lo stanziamento di risorse necessarie alla messa in sicurezza delle aree colpite dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi. Gli stessi peraltro non sarebbero stati inseriti nell'ordinanza di protezione civile nazionale. Come è cambiato il Tigullio negli ultimi 10 anni? Quali i settori che hanno risentito maggiormente della crisi economica e quali i dati che fanno ben sperare per il futuro? Tutti questi aspetti sono stati messi al centro dell'analisi effettuata dalla CGIL e presentata questa mattina a Chiavari. Vediamo. Mantenere e sviluppare l'innovazione del tessuto manifatturiero presente nel territorio, rendere il territorio attrattivo per l'insediamento di nuove imprese, sviluppare un turismo non più legato troppo al sole e al mare. Abbiamo una potenzialità inespressa delle aree interne e del turismo sportivo outdoor che può far lavorare 12 mesi l'anno molte delle frazioni che sono più isolate. Partire dai buoni risultati del comparto manufatturiero e dal turismo, puntare su una maggiore integrazione tra la costa e l'entroterra, valorizzare le start-up tecnologiche e innovative. E da qui che passa il futuro del Levante ligure e l'analisi socio-economica del Tigullio Golfo Paradiso tra il 2006 e il 2017, tracciata dalla CGIL, a descrivere un territorio che ha sia attraversato come il resto della regione una crisi profonda, ma da questa è uscita trasformata e tutto sommato meglio che nel resto della regione. La ripresa produttiva, occupazionale e anche in valore assoluto di redditi è stata lenta ma significativa, e questo anche se coesistono aree non più di crisi generalizzata, ma di crisi settoriale o di crisi territoriale. La pubblicazione di quasi 100 pagine affronta diversi capitoli: demografia, lavoro, turismo, imprese, redditi e risorse. Di ciascuna sono stati analizzati i punti di forza e di debolezza che sono stati illustrati nel corso di un convegno che si è svolto alla Società Economica di Chiavari. Tra i dati più significativi e portatori di speranza, quello demografico, fortemente correlato con quello del lavoro, con realtà come Casarza Ligure, Cogorno, Cicagna, dove cresce il tasso di natalità. Il dato anche demografico ce lo insegna, pur in un calo generalizzato e in un trend di invecchiamento della popolazione, che è un dato che riguarda non solo questo territorio ma tutta la provincia e tutta la regione.
Abbiamo invece diversi comuni dove si è invertita la tendenza e non è un caso che le aree più dinamiche sono quelle dove c'è più opportunità di lavoro. Cresce moderatamente nei primi 9 mesi del 2018 l'economia ligure grazie al positivo andamento del terziario privato non finanziario. Dopo l'aumento dell'anno precedente, la produzione industriale ha registrato segnali di stabilizzazione, mentre l'attività del comparto edilizio è rimasta debole. Questa è la fotografia scattata dall'ufficio studi della sede genovese della Banca d'Italia. Nonostante siano numerosi i settori economici la cui attività sta risentendo in qualche misura del crollo del ponte Morandi, le aspettative delle imprese industriali e dei servizi sono rimaste comunque improntate a un cauto ottimismo. Il numero di occupati è salito, alla crescita dei lavoratori e alle dipendenze in atto dall'anno scorso si è aggiunto il parziale recupero dell'occupazione autonoma. Il tasso di disoccupazione ha però registrato un incremento, dato il maggior numero di persone che attivamente ricercano un lavoro. È proseguita infine l'espansione del credito al consumo e dei mutui per l'acquisto di abitazioni. Domani alle 17 al Teatro Carlo Felice di Genova si svolgerà l'assemblea annuale degli iscritti all'Ordine dei Commercialisti. Verrà presentato il bilancio preventivo 2019. Al termine, tavola rotonda sul tema Genova dopo, iniziative e idee per il rilancio della città. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il testo della proposta di legge unificata per la riduzione dei costi della politica riguardanti il trattamento indennitario, ovvero gli assegni vitalizi mensili degli ex consiglieri, dal momento che gli attuali consiglieri non percepiranno gli assegni perché l'istituto del vitalizio è già stato abolito. La minore spesa generata dall'applicazione della legge, circa 350.000 euro all'anno, confluirà in un apposito fondo vincolato iscritto nel bilancio di Regione Liguria, destinato a far fronte agli oneri determinati da misure volte a favorire politiche sociali, a fronteggiare emergenze ambientali, stabilite dall'Assemblea legislativa della Liguria. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure e la Capitaneria di Porto hanno incontrato questa mattina gli operatori della frazione di Paraggi isolata a seguito del cedimento della provinciale 227. Il sindaco Paolo Donadoni ha illustrato ai presenti il quadro degli interventi in programma per il ripristino del collegamento viario già avviato e la tempistica che si intende rispettare per riavere la strada. Entro Natale è prevista l'apertura della passerella pedonale, mentre la ricostruzione entro Pasqua. Siamo fiduciosi che i tempi verranno rispettati, ha commentato il primo cittadino. In ogni caso studieremo una serie di azioni da mettere in campo fin dalla fine dell'anno per mettere comunque in condizione Paraggi di accogliere i turisti. E il comitato di Santa Margherita Ligure ha ringraziato i volontari che hanno dato una mano a fine ottobre durante l'emergenza legata alla mareggiata. Lo ha fatto con una cena preparata dall'associazione Scoglio Sant'Erasmo che si è svolta presso l'Istituto Colombo. Presenti tra gli altri l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone e rappresentanti dell'amministrazione comunale. Al termine sono stati consegnati gli attestati di ringraziamento alle associazioni della provincia di Genova intervenute dopo il disastro e alle delegazioni delle forze dell'ordine, della Croce Rossa e della Guardia Costiera. Domani si celebra la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Sul nostro territorio si svolge la 6ª edizione dell'iniziativa In Farmacia per i Bambini. È una colletta nazionale di prodotti per i bambini. Nel Tigullio sarà destinata all'Istituto per il Baliatico di Chiavari. Vediamo. Il 20 novembre è la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Che cosa succederà qui sul nostro territorio? Un'altra iniziativa è quella organizzata dalla Fondazione Francesca Rava di Milano che riguarda proprio il ricordo di questa giornata dei diritti dell'infanzia. A Chiavari alcune farmacie si sono convenzionate e rese disponibili per la raccolta di medicinali e generi per l'infanzia che verranno devoluti appunto all'Istituto per il Baliatico. Quindi che cosa bisogna fare domani? Domani bisognerebbe andare
andare nelle farmacie, la farmacia centrale, la farmacia di Ri, la farmacia delle Grazie a Rostio di Levi, la farmacia a Sestri Levante e la farmacia dei Frati a Chiavari, in maniera da poter partecipare anche con un minimo prodotto, con un prodotto anche piccolino, ma aiutarci in modo da aiutare i bimbi che noi sosteniamo. Sono i medicinali più importanti che voi poi distribuite alle famiglie? Sono i prodotti contro la febbre, contro la nausea, contro le otiti, il colliri, però anche pannolini omogeneizzati, anche delle semplici salviette per il cambio, le pomate, le creme, ecco, sono tutti prodotti che per noi sono molto utili, ci vengono molto richiesti. Che cos'è l'Istituto per il Baliatico e quali famiglie sostiene? Noi assistiamo i bambini di Chiavari e di tutto il circondario fino all'età di 3 anni, dalla nascita fino ai 3 anni. Sono bambini di famiglie che si trovano in difficoltà economiche, si rivolgono a noi per ricevere sia alimenti, sia dei buoni con cui fare la spesa, sia per il vestiario, giocattoli o libri che noi ritiriamo dalla popolazione che generosamente ce li dona. Quante famiglie aiutate? Attualmente abbiamo 75 famiglie registrate proprio, cioè di cui abbiamo visionato proprio lo stato di bisogno economico, e in più nel momento della distribuzione accedono anche normalmente una ventina di altre famiglie che si presentano saltuariamente. Ricordiamo quali sono le farmacie che hanno aderito: la farmacia centrale dei Frati e di Ria Chiavari, la farmacia delle Grazie a Levi e Rostio e la farmacia Ligure di Sestri Levante. La Fondazione Antonio Devoto ha indetto il concorso per la consegna di borse di studio a favore di studenti meritevoli appartenenti a famiglie che vivono in condizioni economiche non agiate. Saranno premiati giovani che nel 2018 e 2019 frequentano corsi di studio in istituti statali e paritari di istruzione primaria, secondaria inferiore e superiore e centri di formazione professionale. Primo requisito per partecipare: la nazionalità italiana, sono compresi per gli italiani nati all'estero. Il secondo è il reddito ISEE 2017 che deve essere inferiore ai 15.000 euro. La domanda deve essere inoltrata entro il 15 dicembre 2018. Per tutte le informazioni e per avere il modulo potete recarvi alla Fondazione Devoto in Corso Genova a Chiavari o scrivere alla mail fondazionedevoto@libero.it. Media Terraneo, società in house del Comune di Sestri Levante, ha firmato un protocollo d'intesa con la delegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano del Tigullio. Palazzo Fasce Rossi di Sestri Levante diventerà un nuovo punto del FAI, dove sarà possibile iscriversi alla fondazione, reperire materiale sulle iniziative, ricevere informazioni e comunicazioni riguardo tutte le attività in programma, le aperture dei beni di carattere socio-artistico presenti sul territorio e anche le iniziative connesse. Per celebrare questa nuova collaborazione, sabato 1 dicembre alle 16, Palazzo Fasce Rossi apre le sue porte in collaborazione col gruppo FAI Giovani Portofino Tigullio. Gli iscritti al FAI avranno la possibilità di partecipare a una visita gratuita del museo. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Martedì 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Comune di Rapallo organizza la consegna delle pigotte UNICEF ai nuovi piccoli cittadini rapallesi. L'evento si terrà nella sala consigliare del municipio alle 10:30. Nel calendario degli incontri dell'Accademia Culturale di Rapallo è inserita la conferenza di Graziella Corsinovi, che avrà inizio alle 16 nella sede di Villa Quairolo. Il tema sarà Dimensione Future Espressionista. In questa sera si recita a soggetto di Pirandello. Per il 14° corso di Lingua e Cultura genovese, nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, conversazione con Giulietta Vaio Ricci, dedicata alla storia dell'oratorio di Sant'Antonio Abate. Appuntamento alle 16:30. 2 iniziative al Teatro Comunale di Sori. Alle 19:30 Sori legge con Gianluca Favetto, che racconterà lezioni americane di Italo Calvino. Dalle 21 Il mio nome è nessuno, il ritorno di e con Valerio Massimo Manfredi, uno spettacolo dedicato all'Odissea. Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini, allestito nel Seminario Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto, è aperto al pubblico il martedì e il sabato dalle 9 alle 12. L'ingresso è gratuito.
Bene, torniamo in studio. Nei 5 continenti oggi, all'ora di pranzo, è partito il Pasta Pesto Day, evento in programma per tutta la settimana sino a domenica 25 novembre. La formula prevede che ogni piatto di pasta al pesto consumato siano devoluti 2 euro per il rilancio di Genova, di cui 1 euro da parte del ristorante e 1 euro da parte del cliente. Grazie alla promozione da parte di Agenzia in Liguria e all'utilizzo del prodotto simbolo dei Made in Liguria, a pochi minuti dalla prima forchetta erano già oltre 350 i ristoratori elencati sul sito www.pastapestodei.it. L'Europa ha dimostrato la sua grande solidarietà, ma l'iniziativa è stata accolta con favore da tutti i continenti. Ovviamente l'Italia ha risposto alla grande con tutte le regioni coinvolte, così come la Liguria con più di 100 ristoranti aderenti. E ora parliamo di sport, calcio in particolare, la Lega Pro, la 5ª vittoria consecutiva per la Virtus Entella Chiavari che ieri allo stadio comunale di Via Gastaldi prima è andata sotto di una rete, poi ha battuto 3-1 gli avversari dell'Alessandria. Prosegue il momento positivo per gli uomini di mister Boscaglia che mercoledì alle 14:30 nel recupero di campionato scenderanno in campo per ospitare l'Olbia. Il servizio curato da Nicolò Pagliettini. Vince ancora l'Entella di mister Boscaglia e trova la 5ª vittoria consecutiva in altrettante sfide di campionato. Al comunale arrivava l'Alessandria, squadra ambiziosa, ed è stata una bellissima partita che nel primo tempo i ragazzi biancocelesti hanno approcciato con un po' di timore, soprattutto imprecisi nell'ultimo passaggio. Allora l'Alessandria è andata in vantaggio al 35esimo nel primo tempo con un gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma come spesso accaduto in questo inizio di campionato è stata veemente la reazione dell'Entella, soprattutto dopo l'intervallo. Prima il gol del pareggio con il capitano Luca Nizzetto e poi la prima doppietta in maglia biancoceleste di Salvatore Sassaka Turano. Entella che rimane imbattuta 5-5, mercoledì nuovo in campo quel comunale alle 14:30 arriverà l'Olbia. Entella batte Alessandria 3-1. Cambiata la partita perché siamo stati più pazienti ma anche più aggressivi, abbiamo lavorato molto tra le linee e abbiamo fatto quello che dovevamo fare con grande determinazione e dopo l'1 pari la squadra ha avuto ancora di più un'impennata. Nonostante questo dico che la partita è stata veramente molto difficile contro un avversario organizzato, preparato, che è venuto a difendersi e ripartire, l'ha fatto bene e anche sull'1-1 è stata una squadra che non si è accontentata comunque, ha cercato di manovrare per fare gol. Abbiamo sofferto un po' il primo tempo su queste ripartenze dell'Alessandria che sono molto bravi, però siamo stati altrettanto bravi noi a rientrare nel secondo tempo e fare la nostra partita con un gran secondo tempo. Come la valuti questa Entella? Che tipo di campionato dobbiamo aspettarci? Questo è un grande gruppo, un gruppo che sta dimostrando attaccamento alla maglia, attaccamento proprio ai compagni, perché si è visto anche nei momenti di difficoltà come reagisce la squadra, quindi secondo me siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare così. Ora passiamo al campionato dilettanti, la Serie D, un pareggio, una vittoria per le squadre del Tigullio impegnate nel girone A. La Lavagnese a Riboli ha pareggiato 2-2 con il Ligorna, bianconeri in vantaggio al 9 del primo tempo con Romanengo, raggiunti dagli avversari al 45esimo da un rete di Chiarabini e superati al 19esimo del secondo tempo con raddoppio di Valenti. La rete del pareggio ha portato la firma di Oneto ed è arrivata al 38esimo del secondo tempo. Vittorie esterne invece per il Sessi Levante che ha battuto 2-1 la Milano City. Le reti tutte nel secondo tempo, al terzo Croce ha portato in vantaggio i corsari, al 16esimo De Bode ha siglato il momentaneo pareggio, al 28esimo il definitivo 2-1 con Pondaco. Classifica, le Tigoline si assestano al centro classifica con la Lavagnese a quota 15, il Sestri a quota 14. Prossimo turno di campionato, Lavagnese in trasferta sul campo della Folgore Caratese, Sessi Levante ospiterà la Sanremese Calcio. Parliamo di pallanuoto, 3 punti per mantenere il contatto con la vetta, la Prorecco espugna la Bianchi di Trieste per 2-15. Un ottimo test in vista della grande sfida di Champions League in programma mercoledì. A Sora alle 19 arriveranno i campioni d'Ungheria del Ferencváros. Per la Serie A1 femminile Rapallo ha vinto 9-8 contro Verona.
Con queste notizie di sport termina il giornale anche per questa sera. Prossimo appuntamento domani 12:45 TG13. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente, in particolare l'appuntamento alle 21:10 con Direttamente Su. Grazie per la vostra attenzione, buonasera.